Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Oh, buonasera cara Natalia e buonasera cara Sveva, buon lavoro a entrambe. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde, onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa, ladies and gentlemen, il 1000 s'approssima, è la puntata numero 980 di oggi, mercoledì 16 di aprile dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, poi ancora vi perdete gli auto da fè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmivarin, le videopillole e molto altro ancora. Infine i nostri soliti elementi, diciamo, di connessione: 340 670 9659
Se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, che dir vogliasi, oppure il telefono 029294 7222, lo ripeto 029294 7222, quando lo dirò io. Il disco iniziale era dei The Colors, Tu con chi fai l'amore, del 2025, non è che la cosa ci interessi assai, però è il classico pezzo tormentone che ascolteremo volentieri sulle spiagge quest'estate, anche se non è all'altezza di quello dell'anno scorso, diciamolo pure. Ma in ogni caso, già che ci siamo, io direi che possiamo partire con lui, l'implacabile, imperterrito Pierluigi Magnaschi, signore e signori, con Il diritto e rovescio. Circola con insistenza in Parlamento la notizia che il premier Giorgia Meloni voglia presentare fra poco una proposta di riforma elettorale basata sul ripristino del metodo proporzionale e sulle preferenze. L'introduzione del metodo proporzionale, attribuendo ad ogni partito solo il numero dei parlamentari che si è guadagnato il seggio con il voto, non costringerebbe più i partiti ad unirsi in alleanze che spesso sono innaturali perché sono forzate. Le preferenze invece sottrarrebbero alle segreterie nazionali dei vari partiti il diritto di eleggere i loro rappresentanti da essi stessi decisi e restituirebbe invece ai cittadini elettori il diritto di fare autonomamente le loro scelte. La preferenza consentirebbe di avere parlamentari legati al territorio, vicini ai cittadini. Con le preferenze inoltre non si verificherebbe più il caso di due piccoli partiti che dei loro 5 rappresentanti ciascuno hanno marito e moglie in Parlamento. Le caste romane, insomma, sarebbero sostituite da parlamentari che si sono formati nei governi locali, quindi più preparati e più vicini ai problemi della gente. In sostanza, più rappresentativi. Sempre sul pezzo il nostro Pierluigi Magnaschi, ma adesso è il momento del Qui Parlamento. Allora, voi ascolterete, o se ci state seguendo sul canale 252 del Digitale Terrestre, canale Twitch, YouTube, Facebook, noccioline e caramelle, vedrete l'onorevole Simone Billi che parla della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. A seguire ci sarà il Qui Parlamento che abbiamo registrato insieme pochi minuti fa. Quindi ragazze, quando volete andate pure, sigla e si va. Qui Parlamento. Prego. Grazie Presidente, Sottosegretario Perego. Anche noi ci uniamo agli auguri per il nostro Presidente della Repubblica, anche come capo delle Forze Armate. Auguri di pronta e veloce guarigione. Cari colleghi, la partecipazione dell'Italia a missioni NATO, a missioni dell'Unione Europea e a missioni dell'ONU rappresenta un pilastro della nostra politica estera, che è ancorata saldamente all'Alleanza Atlantica, all'Unione Europea e al multilateralismo. È necessario sì valutare attentamente l'efficacia, i costi e gli interessi strategici coinvolti in tali missioni, in modo pragmatico e selettivo. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali deve essere solo quando chiaramente orientate alla promozione della pace e della sicurezza. Bisogna evitare coinvolgimenti in conflitti senza una strategia ben definita. La partecipazione del nostro Paese alle missioni internazionali deve essere orientata innanzitutto alla tutela degli interessi nazionali ed evitare coinvolgimenti in operazioni che non apportano benefici concreti al nostro Paese. È necessario rafforzare la sicurezza interna dell'Italia, piuttosto che impegnarsi in missioni militari in contesti incerti. Deve essere orientata alla difesa delle nostre comunità italiane all'estero, alla difesa dei nostri confini, non solo italiani, anche dell'Unione Europea. Deve essere orientata al contenimento delle minacce, anche ibride, che arrivano dal Mediterraneo allargato, dal Mar Rosso ai Balcani fino al Sahel.
L'Italia, Presidente, impiega circa 8.000 soldati in missioni all'estero, con una spesa superiore al miliardo di euro all'anno, così come ha anche riportato il nostro Vice Premier e Ministro Matteo Salvini. È necessaria una gestione oculata delle nostre risorse. Accogliamo con favore l'istituzione della nuova missione Forza ad alta e altissima prontezza operativa, nel senso che risponde alle necessità di reazione rapida in scenari di crisi ed emergenza, in coerenza con le nuove sfide geopolitiche. Con senso di responsabilità, nel rispetto dei nostri militari e operatori civili impegnati all'estero per la difesa della pace, della sicurezza e dell'interesse nazionale. Sottosegretario Perego, come già lei ricordava la scorsa settimana, i nostri militari, i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono stimati ed apprezzati in tutto il mondo. Io aggiungo, spesso sono anche amati dalle popolazioni locali. Cari ragazzi, cari ragazze, siete il nostro orgoglio. Lavoriamo quindi affinché il 2025 sia un anno di pace. Contrastiamo chi alimenta conflitti anche attraverso le parole. In conclusione, Presidente, la Lega Salvini Premier esprime il proprio voto favorevole a questa risoluzione nella convinzione che la presenza dell'Italia nel mondo debba sempre essere autorevole, utile e al servizio dei nostri concittadini. Grazie. Grazie onorevole Billi. Per questa edizione di questa sera del Qui Parlamento io ho il piacere di ritrovare l'onorevole Simone Billi. Onorevole, senta, allora, come vanno le nostre missioni internazionali? Cosa sta facendo l'Italia nel mondo? Abbiamo ascoltato nei mesi scorsi gli exploit del cacciatorpediniere Duilio contro i missili degli Houthi e poi? Sì, la partecipazione, innanzitutto buonasera a Ben tutti, trovato. soprattutto ai radioascoltatori. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è un pilastro della nostra politica estera. Devo dire che il nostro paese è ancorato saldamente all'Alleanza Atlantica, anche all'Unione Europea e anche al multilateralismo, quindi impegnati per cercare la pace, la tranquillità nel mondo. Devo dire che il nostro leader Matteo Salvini ha più volte ribadito come comunque sia necessario valutare attentamente l'efficacia, i costi e gli interessi strategici di queste missioni in modo pragmatico e selettivo. Quindi bisogna partecipare a queste missioni internazionali solo quando queste sono chiaramente orientate alla pace, alla promozione della pace, alla sicurezza, e bisogna soprattutto evitare dei coinvolgimenti in conflitti che non abbiano una strategia ben definita. Bisogna evitare coinvolgimenti in operazioni che non apportano benefici concreti al nostro paese. Chiaramente. Senta, secondo lei quali sono in questo momento le operazioni internazionali che recano un beneficio all'Italia? A noi abbiamo approvato da poco appunto il nuovo decreto sulle missioni internazionali con la nuova missione che è chiamata Forze ad alta e altissima prontezza operativa. Per mettere a disposizione del Paese un contingente operativo in pochissimo tempo, e quindi poter rispondere in modo molto rapido agli scenari di crisi e di emergenza come oggi ci impone insomma la situazione geopolitica. Ci sono situazioni, avete visto, come accennavi anche tu prima, dagli Houthi all'Africa, al Corno d'Africa. Ci sono tante situazioni dove è necessario interagire e agire il più velocemente possibile, e quindi questa direi è la nuova missione, secondo me, più importante che questo governo con questo decreto ha attivato. Quindi militari pronti in modo molto veloce per essere operativi sul territorio ovunque nel mondo ce ne sia bisogno, al più presto possibile.
Onorevole, ogni volta in cui si parla di missioni e dunque di forze armate nel nostro paese, puntualmente c'è chi si alza e dice però noi dovremmo essere uno stato di pace perché l'Italia ripudia la guerra. Poi sanno solo ripetere questo attacco dell'articolo 11 della Costituzione, che dice tra l'altro tutt'altre cose e le dice in maniera molto più approfondite. E però quando si parla di finanziare missioni internazionali e così via all'estero, c'è sempre quello che dice diamo i soldi per le armi quando invece dovremmo occuparci di ben altri problemi che abbiamo nel nostro paese e così via. Lo vogliamo spiegare una volta per tutte che quando l'Italia va in missione all'estero non lo fa certo perché c'è qualcuno che ha bisogno di mangiarci sopra con le commesse militari? No, ma assolutamente. Ma innanzitutto io dividerei la questione in due parti. Il primo, la gestione delle missioni militari, delle missioni di pace, che sono necessarie, secondo me, sotto principalmente due punti di vista. Il primo è quello del paese. Il paese, per essere forte, per poter dialogare anche in altri campi con gli altri paesi attorno al globo, ha bisogno di farsi vedere presente nei teatri di obbligo e di conflitto. E la seconda cosa è noi come paese industrializzato, come paese del G7, abbiamo l'obbligo di aiutare le popolazioni più in difficoltà, quando si può, anche in territori molto difficili o di conflitto, sempre preciso, sempre sotto un ombrello internazionale che può essere quello dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali che devono gestire la cosa. Ma bisogna aiutare le popolazioni, anche quelle più in difficoltà, e soprattutto le nostre missioni internazionali sono sempre solo missioni che puntano alla pace. Noi non vogliamo andare a fomentare la guerra, noi non fomentiamo la guerra, noi cerchiamo di riportare la pace nel mondo. Considerate una cosa, io l'ho detto anche diverse volte nei miei interventi in Parlamento, i nostri militari in missione all'estero sono sempre ben voluti e stimati, e spesso, come ho detto in tanti miei interventi, sono spesso dalle popolazioni locali. Sono militari, ma sono militari che lavorano per la pace, sono militari spesso amati dalle popolazioni dove, nei luoghi, nei teatri di conflitto, nei teatri molto difficili dove operano. Questa è la prima parte. Poi c'è la seconda parte, come accennavi anche te, quella dei finanziamenti delle spese militari. E purtroppo una certa parte di spese dello Stato italiano e deve andare nei servizi di difesa. Non possiamo pensare di non difenderci. Quello che dice sempre anche il nostro leader Salvini è che i nostri interessi nelle missioni di pace devono essere analizzati in modo pragmatico e selettivo. Lo dicevo prima, bisogna essere operativi solo quando c'è una strategia ben definita nel territorio dove si va a operare, bisogna essere molto pragmatici e selettivi, bisogna sempre essere sotto l'ombrello dell'ONU oppure dell'Alleanza Atlantica, anche quelle poche volte che c'è dell'Unione Europea, insomma, quindi è un multilateralismo. E in questo modo che si può lavorare per la pace, che si può lavorare per il benessere anche delle popolazioni attorno al globo. È facile questo? Assolutamente no. Però, ripeto, i nostri militari sono spesso addirittura amati nei luoghi, nei territori di conflitto dove operano. Secondo me questo vuol dire che è positivo e che facciamo il nostro dovere. Molto bene. Senta, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Per quanto mi riguarda, io devo dire sono capogruppo in Commissione Esteri per la Lega Salvini Premier. Le due cose più grosse che ho nelle prossime settimane sono la missione elettorale in Albania e la missione elettorale in Polonia. Tra l'altro in Albania sono anche il capo della delegazione del Consiglio d'Europa, quindi sarà un bel impegno, una settimana, 4 giorni molto, molto intensi. Molto bene, allora buon lavoro e insomma ci si risente presto. Grazie a voi, grazie anche alla vostra radio e grazie soprattutto a tutti i radioascoltatori.
Grazie a lei. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, avete ascoltato Ether Parisi con Cicale del 1981 alle 18:39 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Allora adesso io faccio appello a Santa Giovanna d'Arco, patrona di noi radiofonici, perché dovremmo tentare di collegarci con Paola D'Amico. Il problema è che Paola D'Amico è in una zona d'Italia in cui il segnale telefonico è un pochettino scarso, quindi come potete immaginare, sarà un po' emozionante questo segmento di trasmissione, un po' come ieri con l'avvocato De Filippi. Comunque, vediamo un attimo cosa può succedere, come può andare, anche perché questa sera con Paola vorremmo parlarvi di lupi e di formiche, mi anticipava per questa conversazione di oggi, 16 di aprile. Vediamo un po' come, tra l'altro, mercoledì santo, vi ricordo che siamo nella settimana santa, visto che ogni volta ci si dimentica di noi e si parla sempre degli altri. Parliamo un po' di noi, che va bene così. Vediamo un po' se riusciamo a raggiungere la nostra Paola D'Amico, e in questo modo potremo avere questa conversazione, il suo spazio, l'amica appunto degli animali. Mentre tentiamo con il telefono di arrivare dalle parti di Paola, ecco che vi do un po' di agenzie. Intanto il Papa domani sarà al carcere di Regina Coeli, farà visita in occasione del Giovedì Santo, quindi vedremo
il Papa incontrare i detenuti, difficile che gli faccia la lavanda dei piedi, visto e considerato che le sue condizioni non sono certo ancora delle migliori, ma signore e signori, l'amica degli animali è qui, sua soavità Paola D'Amico. Ciao Paola! Ciao Antonino, approfittiamo di questo miracoloso collegamento perché qui la rete va e viene. Tutto bene? Sì, io bene, ti giuro, sto intensamente rivolgendo un pensiero a Giovanna d'Arco, patrona di noi radiofonici, per cui a maggior ragione sono fiducioso. Senti, sei in zona di lupi? Siamo in zona di lupi, tanto per cambiare, con questo tempo uggioso, e partiamo appunto, tu immaginare dal metalupo, dal lupo meta, dall'enozzone, terribile enozzone. Non possiamo mancare di dire la nostra su questo tema. Tutti avranno letto in abbondanza, sentito, guardato, osservato i tre cuccioli, Romulus, Remus e Calesi, in omaggio alla regia dei draghi di Game of Thrones, della regia dei troni. E il gioco perché? Perché ne parliamo? Perché parto subito col commento. Fatelo dire, sono la solita antipatica, ma potevamo farne anche meno di riportare in vita, cercare di riportare in vita un lupo che ormai era estinto da 13.000 anni. Perché? Perché forse prima dovremmo avere cura dei lupi che ci sono, no? Per cui sappiamo che anche l'Europa ha ridotto le protezioni e siamo sempre alle prese con comunicati, agenzie, anche voi in radio, con chi dice oddio, al lupo, uccidono le pecore, attaccano gli uomini, sono alle porte della città, lo sappiamo, no? Ne abbiamo visti vicino nel Parco Nord, nel Parco del Ticino ormai sono degli abitué, lupi giovani in dispersione, c'è per informarsi un branco, è possibile che arrivino alle periferie delle città, ma non sono così stupidi da cercare di incontrare l'uomo, semmai capita il contrario, ci arrivano per sbaglio, per un errore, sono giovani, cercano la loro strada. Ecco, io non apprezzo molto questo tentativo di portare in vita animali del passato, lasciamo che la natura faccia il suo corso. Questo è lo stesso gruppo che sta cercando di portare in vita il dodo, no? Quell'animale estinto, il mammut, ma dove li vogliamo mettere poi questi animali? Adesso per questi tre cuccioli hanno trovato una riserva naturale di 2000 acri, e dove pare che appunto stiano bene prosperino. Ma hanno cercato anche con la pecora, no? La pecora d'Oili. Ormai sappiamo che la scienza può fare cose incredibili, no? Questa azienda ci dice riportato in vita, in realtà c'è qualcuno che precisa che hanno modificato geneticamente il DNA di un lupo grigio. Ci sono tecniche note, conosciute, ormai ben rodate, hanno inserito piccole porzioni del DNA di un vecchio lupo, di questo metalupo, ricavate da fossili, da denti, diciamo, di 13.000 anni fa e un cranio di 72.000 anni fa, e quindi hanno praticamente modificato, diciamo, le cellule creando però un lupo grigio. Beh, non so, sarebbe bello sentire cosa ne pensano gli ascoltatori e le ascoltatrici. A me questa onestamente fa un po' così, dà un po' fastidio, perché diventa quei click ossessivi che piacciono tanto, no? Una notizia che fa click piace tanto, però, ripeto, per il futuro del mondo animale, il mondo selvatico, che è seriamente messo a rischio dalle altre attività che l'uomo fa tutti i giorni, francamente, ripeto, potevamo farne anche a meno. Non so cosa ne pensi tu. Mi piacerebbe sentire. Ma guarda, io ne penso quello che ne pensi tu, e ti aggiungo anche un'altra cosa. A me l'immagine dello scienziato pazzo con le lamette non piace nei film, figurati nella realtà. Cioè, c'è un motivo perché certe razze sono sopravvissute, certe razze animali, e perché no. E lo ha spiegato un tizio che si chiamava Charles Darwin. Andare indietro non ha assolutamente senso. Non ha assolutamente senso, è soltanto un modo, eventualmente per i gonzi, perché domani qualcuno possa vendere il lupo di 13.000 anni fa a tutti i denari a qualche riccone, a qualche esaltato che se lo vuole mettere, per esempio, a fare da cane da guardia. Poi io vorrei capire qual è l'indole di questi animali, come reagiscono, come si adattano, se si adattano alla presenza dell'uomo, come si comportano
con i bambini, cioè ci sono tante e tali di quelle incognite che francamente che senso ha? È sempre un po' un giocare con, così siamo dei creatori, no? Può fare il creatore e giocare anche poco il rischio, però dimentichiamo che comunque sono degli esseri senzienti, che comunque hanno una loro vita da vivere, quindi non sappiamo cosa gli potremo garantire, basterà il terreno che gli hanno messo a disposizione, riusciranno a nutrirsi in autonomia, potranno Infatti. crescere senza avere la mamma, il papà, perché sappiamo quanto in natura i genitori, come anche per gli esseri umani, sono fondamentali per insegnare le tecniche di sopravvivenza. Non basta soltanto giocare tra coetanei, no? Ma imparare i trucchi anche, no? Per poter cercare il Esatto. cibo. Tutto questo l'avranno a disposizione? Forse no, e allora non possiamo noi sostituirci, ripeto, a fare, come dire, gli dei. E l'altra Sì, cosa, però appunto. rimanendo sulla scienza, un po' più interessante, più divertente, ma anche questa apre tante riflessioni, è il mondo delle scoperte, sempre rimanendo nel mondo delle scoperte scientifiche, il mondo delle formiche che ti ho anticipato, perché gli scienziati che sono sempre attenti, perché sulle formiche, se cercate in rete troverete veramente milioni di ricerche, hanno messo in luce una capacità incredibile di questi insetti che, ammettiamo, talvolta sono fastidiosi quando entrano in casa e non si sa da dove stanno arrivando e basta una briciola d'estate, per noi è terribilissimo essere assoliti dalle formiche, però hanno una capacità incredibile di fare scorte di cibi, cioè hanno capito che praticamente dopo aver raccolto i semi, i chicchi di cui avranno bisogno per affrontare l'inverno, si preoccupano di spezzarli a metà prima di conservarli in formicaio. Perché? Può sembrare una stupidaggine, invece spezzarli a metà nasconde una strategia importantissima per la loro sopravvivenza. Rompendo i semi impediscono che i semi germino. Quando la pioggia, l'umidità, magari abbondante, le condizioni favorevoli alla crescita. Ma questa cosa che poteva sembrare già stupefacente in sé, dura ancora di più, perché sono accorti i ricercatori che alcuni semi, quelli del coriandolo, venivano spezzati in 4 e non si capiva la ragione finché hanno verificato, appunto in laboratorio, che se tu spezzi il coriandolo in 2, il coriandolo può comunque germinare. E le formiche, quasi lo sapessero, chissà, forse l'esperienza, hanno capito che rompendolo in 4 è impossibile che possa germinare. E questo è una cosa incredibile, perché dici, come fanno queste microscopiche creature piccolissime ad avere questa conoscenza? Come hanno fatto ad apprenderla? Dall'esperienza non sappiamo. Intanto invece in Giappone un altro team ha cercato una ricerca che dura da 10 anni, un tempo incredibile, se pensiamo a quanto oggi andiamo veloci, a quante cose facciamo in un minuto. 10 anni loro hanno cominciato a cercare di mappare la biodiversità sul globo, di fare una mappa globale della biodiversità delle formiche. Paola, ti Penso chiedo che sono- scusa se ti interrompo, c'è una telefonata, la volevi, l'hai avuta? La prendiamo Perfetto, vai. subito allora. Pronto, chi è là? Allo? Pronto? Niente, si è emozionata. Andiamo avanti, prego Paola. No, diciamo delle formiche, e hanno cercato di capire quanti tipi diversi di formiche ci sono sul nostro globo. La ricerca non è finita, ne hanno trovate 14.000 specie, ma naturalmente è una ricerca incompleta perché hanno poi dovuto utilizzare gli algoritmi, una cosa complessa, e va ancora avanti. Quindi in 10 anni hanno trovato 14.000 specie di formiche. E c'è anche questa cosa interessante che è oggetto di attenzione e che però è molto interessante che per la specie umana, secondo me. Le formiche come fanno a decidere cosa fare e a farle tutte contemporaneamente assieme, come se avessero un'unica realtà, un'entità che li controlla in realtà, effettivamente ragionano come se fossero un unico cervello. Hanno una rete neurale che prende decisioni basate su combinazioni di input esterni al formicaio e interni. In morale tutta la colonia ragiona insieme ed è un
hanno studiato questo a Rockefeller University in America. Praticamente le formiche, loro hanno studiato le formiche cercando di metterle in condizioni particolari, stressando gli ambienti. Hanno creato un ambiente molto 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 caldo e hanno costruito un nido artificiale, e l'ha messo sotto una telecamera. E quindi hanno capito che queste formiche sapevano esattamente cosa fare tutte assieme, come se fosse scattato un allarme, e l'hanno abbandonato praticamente in ordine, ma in modo molto organizzato. Questo è un comportamento sociale. La formica è un animale per eccellenza sociale, che quindi mette i propri interessi da parte per contribuire al benessere della colonia. Un comportamento che si trova nei geni, e sarebbe interessante che anche l'umanità ogni tanto, i gruppi umani di varie società, mettessero da parte l'interesse e pensassero al bene di tutti gli uomini e donne, i bambini, gli anziani che vivono sul pianeta Terra. Questo dico come messaggio abbastanza implicito, non è riferimento. Ecco. Ma è arrivata la telefonata? Sì, appunto, se vuoi la prendiamo. Sì, prendiamola, certo. Pronto, chi è là? Sì, pronto, ciao, siamo colleghi dello 048. Carissimo Manzoni, dimmi tutto immenso. Ecco, bravo. Senti, no, volevo dire una cosa sul fatto del dodo. Il dodo non si è estinto per fatti naturali, il dodo si è estinto, che se non sbaglio era del Madagascar, si è estinto perché l'uomo l'ha cacciato ed ha praticamente estinto l'uomo cacciandoli. Non è che è stata la natura che ha prodotto l'estinzione del dodo, è stato l'uomo che ha prodotto l'estinzione del dodo, mentre per il mammut è stata la natura che ha estinto il mammut o per altre specie. La pecora dolly con l'estinzione, cioè non c'entra la pecora dolly con l'estinzione, perché le pecore ci sono tuttora. Fare una copia, un clone è stato un esperimento, e così vale per tanti animali. Per quanto riguarda il numero delle formiche, siamo ai numeri che vanno con gli zeri, con 900.000 zeri dopo l'1, esatto, per dire il numero delle specie di formiche. L'altra sera guardavo un coso in televisione che soltanto in una regione del Mato Grosso, in un piccolo distretto del Mato Grosso, hanno trovato n numeri di formiche che non avevamo mai trovato. La saluto, la ringrazio, buonasera. Grazie, un abbraccio. Prego Paola. Grazie mille, è un'osservazione molto puntuale, correttissima, è vero, però appunto questo è un classico riferimento. Se arriviamo a provocare l'estinzione di una specie animale, non è che poi ci mettiamo a cercare di resuscitarla, perché è veramente un comportamento assurdo. La riflessione era questa: anche il lupo nostro, il lupo di oggi, ha rischiato l'estinzione, no? Ci sono paesi come la Francia in cui forse le sta tornando, ma sono riusciti a eliminarlo completamente perché li hanno cacciati tutti. Allora evitiamo di arrivare ad avere atteggiamenti verso altri esseri senzienti in natura così devastanti, perché poi ci costringiamo appunto a pensare come facciamo a riportare in vita questi animali. Cioè, l'uomo deve imparare a essere più rispettoso, no? A fare passi più cauti. Certo. Invece, tornando alla formica, appunto questo censimento, questa mappatura non è ancora finita, ma sono molte più di quelle che possiamo immaginare. Hanno un ottimo comportamento appunto sociale, che dovremmo imparare, mettere da parte i propri interessi per il benessere di tutta la colonia, di tutta la specie. Ma c'è anche un comportamento che è stato visto e studiato, e ecco, questo è meno simpatico e assomiglia molto di più ai comportamenti umani, che è quello di una genere di formica che praticamente, quando la regina perde la capacità per qualsiasi motivo di fondare nuove colonie, non è più prolifica, detronizzata diciamo, è costretta a invadere il nido di un'altra regina. La uccide e alleva la prole di questa regina come se fosse la sua. E questo è un meccanismo che non è che la formica ha appreso, cioè non è un meccanismo con cui è nata, ma che ha preso, e questo non sto a raccontare la ricerca perché è troppo complessa, ma come dire, se questa formica esiste da 26 milioni di anni, questo comportamento l'ha preso
16 milioni di anni fa, quindi dopo, probabilmente per mantenere la propria, diciamo, struttura, poter continuare la propria vita, insomma, per la famiglia, potersi riprodurre, non potendosi più riprodurre. Ma non c'è di più, c'è un altro tipo di comportamento ancora più evoluto, per cui la regina alleva tanti soldati e usa il suo esercito per invadere altro nido, cioè e rapire la prole e quindi sostituirsi a un'altra regina. Questo è un comportamento che ci ricorda molto di più appunto i comportamenti degli umani, però non deve far sorridere, ma deve anche un po', come dire, far riflettere. Certo, mi pare chiaro. In questa storia un po' da natura, un po', diciamo, che ci raccontano un mondo incredibile, direi che per oggi potrei anche lasciarvi. Va bene, solo una domanda. E buone notizie? Il tuo bel dorso sul Corriere della Sera che esce al martedì? Martedì prossimo, ve lo dico come anteprima, perché abbiamo appena messo in pagina una foto, abbiamo gli Oblivion in copertina, che saranno ospiti della Civilita a Milano, Palazzo di Consulti, il prossimo maggio, 8-9 maggio. Non so se tu sei un affezionato di Oblivion, noi sì, io con figli grazie a mio marito, mi piacciono moltissimo, con questi loro, diciamo, anche degli spettacoli, quindi ammiro molto, insomma. Meraviglioso. Allora Paola, intanto grazie del tuo tempo, buona Pasqua e ci Grazie, ritroveremo buona il 23 di aprile se lo vorrai, a ok? te, ai colleghi in regia e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Grazie. Grazie a te, tanti cari auguri e un abbraccio. E adesso jingle, sigla, perché avete ascoltato l'amica degli animali, ci siamo dimenticati prima la sigla, ma la diamo volentieri adesso. E poi gli Electric Light Orchestra, gli ELO con Mr. Blue Sky del 1977, tra poco. L'amica degli animali con Paola D'Amico. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Di nuovo a te la linea, Antonino. Benissimo, grazie cara Sveva, alle 19 un minuto e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questi erano gli Electric Light Orchestra nel 1977 con Mr. Blue Sky. Adesso noi abbiamo, diciamo, una decina di minuti e quindi il telefono è aperto allo 0292947222, poi alle 19:15 avremo il secondo e conclusivo faccia a faccia di questa sera con la professoressa Anna Bono, che ci parlerà della situazione in Sudan, situazione che non è assolutamente facile e che ci riguarda da vicino perché potrebbe provocare un'emigrazione, una fuga di massa da questa zona dell'Africa. L'Africa continua a essere un continente in forte difficoltà, ma è un continente sul quale molto probabilmente si gioca buona parte della storia che verrà di questo secolo, molto, molto probabilmente. Allora, andiamo a dare un'occhiata intanto alle agenzie, mentre voi, nel caso aveste voglia di intervenire, vi ripeto 0292947222 oppure le vostre zappe al 340 670 9659, siamo qua a vostra disposizione. Andiamo a vedere quindi le agenzie. Vi diceva il Papa Francesco ha espresso il desiderio, dice l'ANSA, come è sua tradizione nel giorno del Giovedì Santo, domani è Giovedì Santo, quindi in cena Domini, di fare visita al carcere di Regina Coeli a Roma, dove regalerà il Vangelo ad alcuni detenuti. L'incontro dovrebbe avvenire in forma privata nel pomeriggio di domani, si terrà solo se le sue condizioni di salute lo permetteranno, lo si apprende da fonti informate. Invece in Inghilterra c'è chi festeggia perché la Corte Suprema britannica ha deciso una volta per tutte che la definizione legale di donna è basata sul sesso biologico, vale a dire su quello che le donne hanno, diciamo così, come cantava Adriano Celentano, in quel punto alla nascita, come stabilito dalla natura umana. Cosa dice la BBC? Dice appunto questo, che la Corte Suprema britannica ha deciso che la definizione legale di donna è basata sul sesso biologico. I giudici affermano che il concetto di sesso sia binario, quindi esistono solo uomini e solo donne. Scusate un attimo, oddio, sto avendo un déjà vu. Ma l'avete avuto forse anche voi, perché c'ero in diretta proprio io il 20 di gennaio scorso e se non sbaglio c'è stato un tizio con i capelli a ciuffo che fa il presidente degli Stati Uniti, il quale nel suo discorso inaugurale, questo tizio si chiama Donald Trump, ha detto che i sessi sono solo maschio e femmina. Oh, stupore. E ora lo dicono pure i giudici inglesi. Saranno fascisti secondo voi? Cosa sono i giudici inglesi per affermare questo? Comunque i giudici affermano appunto che il concetto di sesso è binario, quindi ci sono o i maschi o i femmini, mentre diciamo così si esprimono e soprattutto mettono in guardia sul fatto che questa decisione, sia pure epocale, non dovrebbe essere vista come la vittoria di una corrente di pensiero su un'altra. In ogni caso, i transgender hanno ancora una protezione legale contro la discriminazione, aggiunge sempre la Corte in questa dichiarazione, in questo verdetto che peraltro è lungo 88 pagine. Perché si è arrivati a questa decisione? Perché il governo scozzese aveva ipotizzato che i transgender con un certificato di ricognizione del gender avessero diritto a tutte le protezioni e quindi anche le previdenze di legge correlate al sesso, mentre For Women Scotland, questo gruppo per le donne, ha detto che no, queste protezioni e quindi le norme che tutelano le donne si debbano applicare solo a quelle che sono nate donne, non che lo sono diventate. For Women Scotland dice di ritenersi grata della decisione della Corte Suprema britannica dopo una lunga strada di battaglie legali, mentre invece la ONG Scottish Trans invita la gente a non avere paura. Il governo scozzese, scusate, il governo scozzese
dice di aver agito in buona fede e che lavorerà con il governo di Westminster e soprattutto con la Suprema Corte per comprendere tutte le implicazioni di tale decisione. Vediamo un po' allora che cosa succede. Per esempio c'è questo professore di diritto pubblico, Michael Foran, presso l'Università di Glasgow, il cui, tra l'altro, la cui opinione giuridica è stata citata proprio dalla Corte Suprema britannica quest'oggi, e nel pomeriggio, diciamo così, nel pomeriggio di oggi ha detto a Radio 4 che la decisione tenta di rispondere a una domanda su quale sia il significato delle parole sesso, uomo e donna per l'Equality Act, la legge appunto contro le discriminazioni che è in vigore in Inghilterra. Foran dice che la Corte Suprema ha detto in maniera unanime e incontestabile che le parole donna, uomo e sesso nell'Equality Act sono legati alla biologia e non ai certificati di riconoscimento del gender. Quindi, anche se vi scrivono su un pezzo di carta che io sono una bella bionda, ahimè, io continuo a essere un maschietto, perché alla nascita ho avuto quello che hanno i maschietti e ancora mantengo. Va bene, c'è una telefonata, pronto, chi è là? Antonino, ti ho dato fastidio Mimmo. pure stasera perché tu hai detto 10 minuti avevo aperto le linee e mi sono permesso di chiamarti. Sono Mimmo. E perché mi dici mi sono permesso? Ci mancherebbe pure. No, Siete vabbè, tutti a benvenuti, volte dimmi. sai, mi trattengo, quindi senti Antonino, due realtà e tu sei uno con la schiena dritta e le prendi sempre queste notizie. Se a 100, 200, 300, 700 metri dalla costruzione del ponte di Messina viene un terremoto di 4,8, come è successo ieri, e quella zona, io sto mettendo mano a 15 miliardi che il pregiudicato che è morto l'anno scorso doveva pagare la mafia. Io ho un'altra situazione drammatica. C'ho da dare al lavoro a 200.000 persone con l'aeroporto di Grazianise praticamente dichiarato ufficialmente dal buon vicepresidente Salvini. A Napoli è venuto e ha parlato dell'aeroporto di Grazianise, ma non si parla, si fa subito e si dà lavoro a 200.000 persone. Poi ci stanno i 30 miliardi dei fucili e delle armi che dobbiamo comprare, il 2%, e ci sta anche un altro problema, che 6 milioni di poveri veri, di cui almeno 4 al sud Italia, la sera cenano con una bottiglia di latte e un pezzo di pane. E questa è l'Italia che vogliamo. Per favore, vi supplico tutti coloro che stanno facendo la Pasqua di pensare che c'è un canale televisivo che incita da 30 anni al razzismo e chiude l'Italia in due. Perché sono 30 anni... E quale sarebbe questo canale televisivo? È Rete 4, fatta da picciotti con la penna. No, io questo non lo accetto, perdonami. Non hai il diritto di offendere, di infamare, non puoi chiamare picciotti con la penna dei colleghi, perdonami. Non puoi insultare le persone in questo modo, anche perché dare del mafioso a qualcuno è reato penale. Ti pregherei di non dire queste cose. C'è un problema, glielo devo dare a quello che stasera scende con la bottiglia di latte e il pezzo di pane a cui lui ha portato questa gente. Quello è il dramma vero. Non ci siamo quello proprio. È il dramma vero. Dillo a quelle persone che non si sanno esprimere. Quando tu hai il potere mediatico in mano, hai tutto il paese in mano. Ce l'hai, controlli Rai, controlli Mediaset, controlli il 90% delle informazioni e quello che cena sempre con la busta di latte e un pezzo di pane. A chi glielo andiamo a dire? A chi? A Fratelli d'Italia? A PD? A chi glielo andiamo a dire? A questa gente qua. E stasera ancora una volta, sai quanta gente io aiuto attorno a me? Ma alla pensione quella la dividiamo. E mi permetto di dire questo e ai vari, perché non posso e non voglio fare nomi, io li avrei faccia a faccia, gli direi vieni con me, ti faccio vedere stasera che cosa c'erano quelli.
Perdonami lo sfogo, ma non ce la faccio Prego, più, ora ti sono 30 anni. rispondo. Perfetto, Non ora su ti 3 ore. rispondo. Grazie, buona Pasqua. Allora, io conosco solo un Grazie. modo per aiutare i poveri, non far parte del loro numero. Non lo dico io, lo diceva Ronald Reagan. Continuare con la retorica dei poveri non è che siccome ci sono i poveri gli dobbiamo dare il reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza è stata una delle più grandi truffe che si siano fatte davvero sulla pelle dei poveri in questo paese. Con tutta la gente che ha fottuto lo Stato, cioè me, te e tutti gli altri fessi che paghiamo le tasse, facendo i lavoretti in nero, facendo questo e facendo quello. 1. 2. 6 milioni di poveri non è che siccome è arrivato il governo di centrodestra, allora improvvisamente abbiamo scoperto che ci sono i poveri o li ha creati lui. 6 milioni di poveri esistono in virtù di scelte sballate che sono state fatte da signori che parlavano il tuo stesso, col tuo stesso accento e che venivano eletti a furor di popolo perché erano considerati dei benefattori. Perché? Perché tanto fottiamo lo Stato, perché tanto alla fine del mese una soluzione si trova, perché tanto facciamo tutto al nero, perché tanto qua, perché tanto là, e tanti si ritrovano per esempio senza la pensione. Perché? Perché non hanno mai messo uno straccio di marchetta, di marca e di contributo per poterla avere. Un'altra cosa, a proposito del potere mediatico, sempre queste cose da Fatto Quotidiano che francamente hanno pure stancato. Chi è che comanda dentro la Rai? Scusate, voi vedete tutti questi programmi di centrodestra nella Rai? Io se ascolto Radio 2 la mattina, lo dico pubblicamente, Radio 2 è piena di gente di sinistra. Cazzica, ascoltate Radio 2 dalla mattina fino ad arrivare alle 8 della sera e anche oltre, e quelli sono tutti da una parte politica. Fanno programmi gradevoli, per carità, tutto quello che volete, ma non mi pare che siano persone che inneggiano a Giorgia Meloni. Assolutamente no. Non mi pare che i programmi di Ranucci siano dei programmi benevoli con questo governo. Non mi pare che la radiotelevisione italiana sia così benevola verso questo governo. Non mi pare proprio. Andiamo avanti. Anzi, se c'è una cosa che è stata rimproverata più volte proprio alla Meloni, è stato il fatto che questo governo non ha saputo costruire una propria realtà all'interno della Rai, perché è anche in questo che si esplica il potere di un gruppo politico. E grazie al cavolo che non c'è riuscito, gli altri c'erano dentro da 50 anni. Andiamo ancora avanti, visto che siamo in tema. Rete 4. Rete 4 hanno le loro opinioni. Sai cosa c'è? Che se non ti interessa puoi anche cambiare canale. Mica sei obbligato a guardarla Rete 4. Però io non accetto che dei colleghi, per quanto possa condividere o meno le loro opinioni politiche o il loro modo di fare giornalismo, vengano definiti picciotti con la penna. Questo io non lo accetto. Non lo accetto perché è diffamatorio. E non lo accetto perché, vedi, per uno come te che dice una cosa del genere, c'è uno come Peppino Impastato che faceva il giornalista ed è finito sparato. O c'è uno che si chiamava Walter Tobaggi ed è finito sparato pure lui. O Mauro Rostagno. Oppure c'è il direttore responsabile di Teleiato che tutti i santi giorni rischia la vita contro la mafia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, per favore, non facciamo questi discorsi e non facciamo del populismo. Infine, la questione del ponte e la questione dell'aeroporto a Grazzanise. Il ponte, sì, bene, c'è stata a largo di Catania una scossa del 4,8 della scala Richter. Se per questo sappi che nell'area dello Stretto di Messina si registrano circa 180 scosse strumentali all'anno, una ogni 2 giorni. Il ponte sullo Stretto di Messina è stato concepito in maniera tale che se una bomba atomica gli scoppiasse a 400 metri di altezza sulla verticale, le torri non crollerebbero. Figurati che gli può fare un sisma del genere. Aggiungerei anche un'altra cosa. In Giappone ci sono ponti, gallerie, perché è una nazione completamente montuosa, dentro le quali corrono gli Shinkansen a 320 km all'ora.
Non so quanti terremoti ci siano ogni anno in Giappone, ma le gallerie e i ponti sono ancora là e i treni ci corrono tranquillamente e nessuno si spaventa. Qualcosa vorrà pur dire. Così come qualcosa vorrà pur dire a proposito delle infrastrutture che sono state fatte nel nostro paese e che sono ancora in piedi dopo tanto tempo. Quindi c'è sempre questa idea, purtroppo il problema del ponte sullo Stretto è che i vari governi, da quello Craxi in poi, non hanno mai seriamente preso in considerazione l'idea di farlo davvero, anche perché la stabilità politica non c'era. E tutto questo ha portato al fatto che è sempre stato rimandato, discusso. Oggi, quando si parla del ponte sullo Stretto, c'è sempre quello che ride, che dice che non è possibile costruirlo, che qua, che là, che su e che giù. Ieri c'era un mare in tempesta nello Stretto che Dio solo lo sapeva e attraversavano coi ferry boat, come nel 1905, come nel 1899, come nel 1978, come è toccata a me dal 1980 a oggi. Anche basta. Sì, ponte. Sì, ponte. Sarebbe pure ora, già che ci siamo. Va bene, a questo punto è il momento. Un'altra chiamata la prendiamo rapidamente, poi però abbiamo il faccia a faccia. Pronto, chi è là? Eccoci qua, allora rapidamente Antonino, sono Ciao Walter. Walter. Ciao, buonasera. Allora intanto volevo dirti che sono perfettamente d'accordo con te, l'analisi che hai fatto è un'analisi giusta, perfetta, da uomo con la schiena dritta. Quindi il signore che ha parlato, io gli suggerirei, e lo dico perché ho fatto volontariato per 30 anni, che invece di andare a denunciare queste cose in modo così molto retorico, che si occupi di queste persone, se ne ha la possibilità. Perché invece di continuare a parlare di preoccuparsi e dire solo quello che non va bene, incominciamo a fare come Velasquez, che è un allenatore bravissimo, no? Che ha allenato anche la nazionale di pallavolo, che dice prima di tutto occupiamoci delle cose che vanno bene e poi magari andiamo a sistemare i difetti. Che faccia di quello che lui sa, quello che lui può fare, senza andare a dire quello che ha detto, perché è una gran vergogna. Si dovrebbe leggermente vergognare, questa è una... E quindi sono d'accordissimo con te, volevo darti la mia solidarietà. Ti saluto e ti ringrazio, buon faccia a faccia. Ciao Antonino, ciao. Grazie a te. Concludo con un aneddoto che raccontò il presidente Reagan. Lui conosceva questa famiglia di ferventi elettori democratici. Un bel giorno la bambina, che aveva 7-8 anni, andò e gli disse: senti, ma quando io passo per la strada vedo che al centro per l'impiego è pieno di gente che non ha lavoro, che s'ubriaca, che beve, sta in mezzo ai cartoni sperando che qualcuno gli dia un lavoro. Cosa posso fare? E allora Reagan rispose: beh, puoi fare una cosa. Domani ti metti a falciare l'erba del prato qua davanti a casa, ti fai dare 50 euro dai tuoi, vai al centro per l'impiego da quelli che dormono sui cartoni e gli dai sti $50 e gli dici comprati da mangiare, che così sei a posto. La bambina ci pensò e gli ribatté: ma scusa tanto, e se invece venissero loro a zappare la terra e pulirmi il praticello davanti a casa e io dessi loro direttamente i $50? Benvenuta nel partito repubblicano, rispose lui. Parabola significa tarantula ballerina, dicono in Calabria. La parabola significa tarantola ballerina. E ci siamo capiti da Trieste in giù. Faccia a faccia con la professoressa Anna Bono e poi dopo ci salutiamo con Iva Zanicchi, Zingara del 1969. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Il piacere di ritrovare una gradita ospite, è un africanista, è una persona che ha ancora il mal d'Africa dentro, dicono sia una nostalgia struggente, ogni tanto in effetti quando parla le riaffiora, soprattutto è una persona che ama davvero l'Africa e non ha parole. È la professoressa Anna Bono, che voglio ringraziare, lei è anche contributor della Nuova Bussola Quotidiana. Professoressa, senta, nelle ultime 24-48 ore si parla sempre più del Sudan, argomento che noi abbiamo in realtà affrontato più volte nelle nostre conversazioni qui alla radio.
Che cosa sta succedendo e soprattutto che cosa rischiamo noi come occidentali? Buonasera e bentrovata intanto. Buonasera, entriamo pure subito in argomento. Il Sudan se ne parla in questi giorni perché c'è stato l'anniversario, il secondo anniversario dell'inizio della guerra, aprile 2023, che ha colto forse di sorpresa il resto del mondo, ma che in realtà nei mesi precedenti si era andata preparando e che si continua a combattere con una ferocia, con una non solo indifferenza, ma violenza deliberata nei confronti dei civili che lascia senza parole. La popolazione del Sudan, tanto per entrare in argomento, sono circa 50 milioni di persone, lo erano 2 anni fa all'inizio della guerra. Più di metà, si parla di circa 26 milioni, sono in condizioni talmente precarie, talmente incerte da non sapere neanche se da un giorno all'altro, il giorno dopo riusciranno a mangiare. 26 milioni di persone hanno problemi di sottoalimentazione, e che in certe zone del paese si accentuano fino ad arrivare allo stato di carestia. Più di 10 milioni, 11, 12, se ne sono aggiunti, se ne aggiungono praticamente ogni giorno, sono quelli che vivono in queste condizioni perché sono sfollati, cioè per sottrarsi alla guerra che man mano si è allargata e si è estesa a territori diversi, sono scappati, per lo più sfollati più propriamente detti, nel senso che sono rimasti in Sudan, ma c'è anche 1,5 milioni, forse 2 milioni di persone che hanno lasciato il paese, sono entrati in Chad o in un altro dei paesi confinanti, sempre per salvarsi dalla guerra. E poi ci sono, però il conteggio è del tutto impreciso, ci sono migliaia e migliaia di morti. E questa è la situazione ecco. Dal punto di vista umanitario. Difatti tutti dicono a ragione che la più grave crisi umanitaria in questo momento nel mondo, ma è anche una delle crisi umanitarie più gravi degli ultimi decenni. Certo. Senta, ma per quale motivo il Sudan si è ridotto così? Lo vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori? Certo, facciamo un passo indietro. Il Sudan è un paese disperato, segnato fin dalla sua indipendenza nel 1956, perché praticamente non ha mai vissuto in condizioni, chi ci abita non ha mai vissuto in condizioni di pace totale. Conflitti ci sono sempre stati, da quando un dittatore, al-Bashir, che è stato cacciato nel 2019, per 30 anni ha tenuto il potere, questa situazione, una conflittualità diffusa è diventata guerra vera e propria, che ha portato, qualcuno se lo ricorderà, alla nascita del più giovane degli stati del mondo, che è il Sudan del Sud, cioè in seguito alla persecuzione e al conflitto interessato il sud del Sudan per circa 30 anni, in sintesi, non ripercorro tutte le tappe, si è arrivati, la comunità internazionale è arrivata a proporre un referendum perché gli abitanti del Sudan, del sud del paese decidessero se ottenere un'autonomia o addirittura diventare un nuovo Stato. Il referendum è stato vinto a grandissima maggioranza da chi voleva l'indipendenza, e difatti dal 2011 il Sudan del Sud, un terzo del paese, si è staccato, si chiama Sudan del Sud,
e non è in buone condizioni neanche lui. Arrivando ai nostri giorni, nel 2019 questo presidente al-Bashir, un dittatore, viene con un golpe, con un colpo di stato militare, viene rovesciato, prendono il potere i militari. 2 anni dopo lo riprendono, nel senso che un secondo colpo di stato sostituisce la giunta precedente e arriviamo quasi ai nostri giorni con 2 generali, uno si chiama Al-Burhan e l'altro si chiama Dagalo, l'abbrevio, i nomi sono più lunghi ma per memorizzarli, Al-Burhan e Dagalo, che da alleati nel prendere il potere, e Al-Burhan assumendo il ruolo di fatto di presidente e Dagalo di vicepresidente, sono diventati avversari quando una serie di tensioni tra i due si sono accentuate, questo tra l'autunno e il gennaio, tra l'autunno del 2022 e il gennaio del 2023, perché Al-Burhan ha proposto e di fatto deciso di integrare nell'esercito delle milizie, dei combattenti paramilitari che rispondevano e tuttora rispondono a Dagalo, all'altro generale. È stato il fattore scatenante della guerra perché ovviamente Dagalo, questo generale, non poteva accettare che i suoi uomini, e parlo di circa 100.000 persone, 100.000 combattenti, entrassero nell'esercito governativo, più o meno delle stesse dimensioni, sottraendo a lui il controllo di questi uomini. Sembrava che si potesse raggiungere una mediazione e invece nell'aprile di 2 anni fa, il 15 aprile, è esplosa la crisi, è esplosa e sono cominciati i combattimenti nella capitale Khartoum, che è stata la prima interessata in modo drammatico dallo scontro tra questi due, in pratica questi 2 eserciti quasi alla pari in termini di uomini ma anche di mezzi, che da allora si combattono. Man mano il conflitto si è esteso ad altre regioni. C'è una regione che è particolarmente colpita, si chiama Darfur, per motivi che riguardano la storia di questa ampia regione, dove vivono, ma soprattutto si scontrano, forse da sempre e in particolare negli ultimi decenni, due gruppi etnici in conflitto, e qui entra in gioco il fattore tribale, il fattore etnico, che sempre in Africa rende più sanguinose, più feroci i conflitti. A maggior ragione, appunto, quindi l'obiettivo mi sembra chiaro. Qui c'è una guerra per il potere, per il controllo chiaro del Sudan, sì, ma anche il rischio di una pulizia etnica, insomma, un po' come nella Jugoslavia degli anni 90, se ho ben capito. Sì, ed è un rischio, è più che un rischio, perché questa regione, il Darfur, è già stata sotto minaccia di pulizia etnica negli anni, ancora quando c'era il precedente dittatore al-Bashir. Lì si scontrano popolazioni entrambe di religione, per lo più di religione musulmana, non è questo il fattore scatenante, ma con storie diverse e soprattutto divisi dal fatto che alcune di queste etnie sono stanziali e dedite all'agricoltura, mentre le altre sono prevalentemente dedite all'allevamento, alla pastorizia. E il fattore di crisi e di conflitto generale in Africa, gli scontri più gravi, le guerre anche più difficili da
da risolvere sono proprio quelle, storicamente, credo risalendo nei secoli, tra allevatori e agricoltori, per il controllo di un territorio che gli uni amministrano, usano in un modo e gli altri in un altro. Non c'è bisogno di spiegare le diverse esigenze di chi ha un'economia agricola e invece chi è, soprattutto trattandosi poi di pastorizia transumante. Senta, perché noi rischiamo davanti a tutto questo? Che cosa può succedere? Perché ci riguarda? Perché l'ascoltatore giustamente può dire, vabbè, ma a me che cosa importa? Può anche avere le sue ragioni, nel senso che di per sé è uno scontro, che è una guerra in cui non abbiamo, tra l'altro effettivamente non abbiamo, anche volendo, come certi fanno, trovare a tutti i costi delle colpe nostre, ecco, in questa guerra noi di colpe non ne abbiamo. Certo che però intanto umanamente ci coinvolge, perché e questo soprattutto se ci si interessa e si vedono o si leggono notizie, si vedono filmati, perché 26 milioni di persone in cerca di cibo, uomini, donne, bambini, le immagini da sole stringono il cuore. E poi naturalmente c'è il fatto che un paese che si destabilizza in questo modo, quello che succede in quel paese si ripercuote sui paesi vicini e poi il cerco si allarga e arriva in pratica, non dico al mondo intero, ma di sicuro raggiunge anche le nostre coste, e lo dico perché in questi mesi, soprattutto negli ultimi, c'è stato è aumentato il numero delle persone che questa volta ha ragione, non si tratta di espedienti per non essere respinti alle frontiere, di persone che arrivano senza documenti e chiedono asilo perché stanno scappando da questo paese. Da questo paese, come sempre succede, la maggior parte, ma la quasi totalità delle persone che, come dicevo, hanno lasciato il paese per cercare rifugio nei paesi vicini, lì sono. Il problema è che i paesi vicini sono paesi anche loro con qualche serio problema, perché per esempio chi dal Sudan per sfuggire ai combattimenti ha varcato la frontiera ed è entrato nel Sudan del Sud, è entrato in un paese che a sua volta non è neanche, è a malapena uscito da una guerra e sta per ricaderci, e quindi non è un paese ideale per cercare rifugio, per ottenere assistenza e aiuto. E questo vale anche per altri paesi. Il Corno d'Africa e in generale quell'area dell'Africa è un'area già instabile e critica, perché ho citato il Sudan del Sud, ma c'è l'Etiopia, c'è l'Eritrea, la Somalia. In quella zona lì l'unico paese abbastanza stabile, e speriamo che lo rimanga perché problemi ne ha anche lui, è il Kenya. Ma senta, in questa vicenda, diciamo così, uso un'espressione dalle mie parti, chi è che ci bagna il pane con chi? Cioè, quale potenza straniera sostiene chi in tutto questo? Premesso, non è una premessa, ma è un inciso, ma l'ho già detto prima, lì sono due generali che hanno deciso di combattersi all'ultimo sangue, a oltranza, senza
lo dicono e continuano a dirlo. Uno dei due deve sopravvivere, l'altro deve cadere. E sì, però ci sono dei paesi che si sono schierati e danno aiuto all'uno e all'altro. In questo caso abbiamo soprattutto paesi, intanto la Russia, che ha un ruolo molto importante e sostiene il generale Dagalo, quello che controlla le milizie paramilitari, i combattenti paramilitari. Lui e gli Emirati Arabi Uniti, la Russia e gli Emirati Arabi Uniti sono con questo generale. La Russia vuol dire il governo russo e anche in passato e anche adesso i mercenari dell'ex gruppo Wagner, che anche questo è un gruppo paramilitare. Sostiene Dagalo la Russia e altrettanto fanno gli Emirati Arabi Uniti, perché il generale Dagalo è immensamente ricco grazie al fatto che controlla miniere d'oro e i proventi di queste miniere d'oro li mette a disposizione in parte, li offre per l'appunto a chi si schiera con lui. Schierarsi vuol dire mandare mezzi militari, garantire logistica, assistenza, tutta l'assistenza di cui può aver bisogno un esercito. Invece l'alleato più forte, più importante di al-Burhan, l'altro generale, è l'Egitto. Noi c'entriamo poco, devo dire, cioè se pensiamo a Stati Uniti e altre potenze, sono soprattutto questi i continenti. Si è detto, e credo con qualche fondamento, che proprio perché la Russia sostiene il generale Dagalo, l'Ucraina abbia dato qualche aiuto all'altro generale, al-Burhan. Si era detto che non solo abbia aiutato in termini di mezzi militari, ma che avesse anche inviato delle truppe, piccola quantità comunque, forse più che altro simbolico, o truppe in grado di dare addestramento. È un caso, secondo me, mentre in altri casi truppe straniere vengono in soccorso di un paese, per esempio di un capo di Stato, per aiutarlo, faccio l'esempio più frequente, per aiutarlo a combattere il jihad, il terrorismo islamico. Qui invece, e quindi c'è una motivazione, qui invece ben sapendo che sono due generali e chi li segue, chi fa parte del loro entourage, che si combattono all'ultimo sangue per controllare il paese, ecco, senza altra motivazione che quella, dei paesi stranieri hanno deciso praticamente di alimentare la guerra, perché forse se meno aiutati anche finanziariamente e di sicuro militarmente, forse sarebbero meno forti e meno determinati a proseguire la guerra. Però non lo so, perché in Africa spesso si arriva davvero all'ultimo sangue. Nella storia recente dell'Africa ci sono esempi di conflitti, anche senza andare molto indietro nel tempo. Nella vicina Etiopia, tra il 2020 e il 2022, c'è stata una guerra interna, sempre per il controllo, per il potere, per il controllo dell'apparato statale, che è durata circa 2 anni con 500.000 di morti, e non è ancora finita neanche quella. Senta, in tutto questo come possiamo, diciamo così, c'è un modo per stabilizzare quella zona? C'è la possibilità di portare una relativa calma? O dobbiamo attendere che si ammazzino tra di loro e poi pagheremo al solito
la fuga da lì per scappare verso l'Europa? Sì, c'è la possibilità di mettere delle sanzioni, ma è molto limitato si può fare davvero poco, perché sì, le sanzioni qualche effetto ce l'hanno, si bloccano i conti stranieri di questi generali e di molte altre persone implicate, ma non è risolutivo. Bisogna offrire qualche cosa che in questo momento nessuno dei due è disposto ad accettare, perché i tentativi si stanno facendo da mesi, ma con nessuno è in grado di fare una proposta che questi due generali siano disposti ad accettare, perché, come ribadiscono questi due soggetti, l'unica soluzione è la vittoria. Certo. E quindi è l'unica cosa che possiamo aspettarci da costoro. quello che un fattore ulteriore è che il paese in questo momento, anzi da qualche settimana, c'è stata una svolta, perché Al Burhan, ovvero l'esercito governativo, che era in grosse difficoltà, con una offensiva è riuscito addirittura a reimpadronirsi della capitale Khartoum, mentre l'altro generale con le sue milizie è arroccato soprattutto nel Darfur. Nel frattempo delle forze africane, però essenzialmente africane, si sono mosse, e non sono in grado di dire con che interessi, posso immaginarlo, ma è da verificare, per favorire, anzi per ospitare dei incontri tra le varie forze avversarie di Al Burhan, il presidente, e al fine di creare un governo alternativo. Il rischio, questo aumenta il rischio, che è veramente un grosso rischio, che il paese si divida, cioè che i territori controllati abbastanza stabilmente da una delle due parti si diano un governo, e questo non risolverebbe la guerra, ma complicherebbe ulteriormente una situazione già così compromessa. Certamente. Professoressa, senta, per finire, si avvicina la pace. Chi è che potrà festeggiarla tranquillamente in Africa e chi no? In Africa tranquillamente in questo momento, spero tante persone. Certo che il continente, come indicano una serie di osservatori africani e internazionali, è in una fase, sta attraversando una fase particolarmente critica, perché intanto perché i focolai di conflitto sono veramente tanti, poi perché il terrorismo islamico, il jihad, continua ad allargarsi e a interessare nuovi territori, e poi perché molti paesi africani devono fare i conti con livelli di debito estero difficili da sostenere. È un problema forse di tutti i paesi africani e di molti in particolare, con un fattore che per me è il fattore che più mi mette in allarme come osservatrice dello scenario africano, e cioè la
la determinazione dei leader africani, dei governi africani di continuare a pensare, non a pensare, ma a sostenere che tutto ciò che in Africa non funziona è colpa di qualcun altro. Addirittura l'Unione Africana ha stabilito che questo è l'anno della riparazione dei torti subiti dagli africani a causa della tratta transatlantica degli schiavi e della colonizzazione europea. E perché? Perché questi due drammi del continente sarebbero all'origine degli attuali problemi che affliggono gli africani. Lei capisce come mai dico che questo è forse l'aspetto più preoccupante di tutto lo scenario africano, perché se questa è l'impostazione e il modo di spiegare le cose, di spiegare le cose alla popolazione non c'è speranza. Sostenere, no. tanto più che è proprio praticamente un espediente. Intanto un espediente perché hanno deciso, se ho ancora un minuto di tempo, certo. hanno detto molto chiaramente: se in passato questa questione delle riparazioni, perché la tratta transatlantica degli schiavi e la colonizzazione europea hanno recato tanti danni e lutti al continente africano, è stata impostata soprattutto in paesi europei devono riconoscere di aver commesso queste grosse ingiustizie nei confronti degli africani. Adesso, e questo è il risultato di un incontro che c'è stato, un summit che c'è stato dell'Unione Africana di recente, adesso dobbiamo metterla sul piano economico. Noi vogliamo dei risarcimenti. Non ho parole, veramente. Già. E quindi la battaglia è questa. Non ho parole davvero, anche perché, se non sbaglio, c'è stata un'altra colonizzazione e un'altra vendita di schiavi in passato. Lì volevo arrivare. Lei se ne scrive fossero sulla bussola, infatti. se quando anche fossero in buona fede, quando dicono questo, e allora la tratta arabo-islamica che ha portato via più ancora schiavi dall'Africa, e allora la colonizzazione arabo-islamica del continente africano, no, quello non esiste. D'altra parte non esiste in assoluto, perché a livello delle Nazioni Unite c'è la giornata in memoria della tratta transatlantica degli schiavi, mentre di quelli portati via dalla tratta arabo-islamica non si vuole neanche più avere memoria, poverini. E quando si parla di colonizzazione non si mette mai l'aggettivo europea, ce n'è stata una sola in Africa, secondo questo punto di vista. Certo, mi pare chiaro. E la allora, colpa è sempre l'uomo bianco, cattolico, sì, però, possibilmente. No, se siamo non si sempre noi ammettono, colpevoli. infatti, se non si ammettono le cause di un problema, risolverlo è impossibile, no? Esattamente. Professoressa, allora, intanto grazie del suo tempo e al piacere di Grazie a risentirci voi. presto, per la sua Ben disponibilità, e volentieri. grazie per la sua chiarezza. Buona Pasqua, posso augurare a tutti quanti. Con molto piacere, anche a lei. Arrivederci. Arrivederci. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.